Manuela Maffioli, Busto Arsizio, assessore alla cultura, vice sindaco. Si riparte con una festa del teatro, i teatri hanno sofferto tanto, ma si riparte con questa festa attesa dopo la prima edizione del 2019. Sì, è davvero un risultato eccezionale quello di riuscire a riproporre, non ancora fuori dall'emergenza sanitaria, la seconda edizione della Festa del Teatro. La prima era stata appunto nel 2019 e poi l'interruzione forzata dalla pandemia, perché è esattamente così. I teatri come luoghi dello spettacolo hanno vissuto, hanno subito, e hanno pagato il prezzo forse più alto sul fronte culturale di questa emergenza sanitaria. I nostri teatri però, ne vantiamo ben 8 in città, che sono anche in parte sale cinematografiche, hanno risposto in maniera assolutamente intelligente, appassionata e molto lungimirante. Hanno investito addirittura, approfittando di bandi comunali e regionali e del sostegno di coloro che li mantengono, in molti casi si tratta delle parrocchie, hanno investito in termini strutturali, hanno migliorato le loro sale, hanno cambiato gli impianti, hanno cambiato gli schermi, hanno rifatto bagni e camerini, insomma hanno riaperto, nel caso del teatro sociale, la buca dell'orchestra, cioè hanno fatto di necessità virtù. In questi 2 anni di fermo l'investimento è stato forte anche da parte dell'amministrazione comunale, che nonostante i tagli imposti dall'emergenza sanitaria al budget, al bilancio della cultura, non ha mai tagliato il sostegno alle sale teatrali, anzi è riuscita ad incrementarlo, seppur di poco. Adesso le sale riaprono con questo programma molto ricco dal 18 di marzo al 1° di aprile e il pubblico risponde sempre, insomma, con affetto verso queste sale. Assolutamente sì, con grande partecipazione, una risposta che non è mai venuta meno nelle fasi in cui i teatri hanno potuto in qualche modo essere attivi. Ciascuno di loro in tempi diversi e in modi diversi ha un po' ripreso la propria attività. Diciamo che la Festa del Teatro sancisce ufficialmente la ripartenza per questi spazi che sono per noi fondamentali, sono anche nei quartieri, sono luoghi di aggregazione, di crescita, di condivisione.